Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Secondo Noi, uno spazio di approfondimento dell'attività del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Questa settimana parleremo del tema dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Lo facciamo con il consigliere regionale del PD Ennio Agnola. Buonasera consigliere, che è anche vicepresidente della seconda commissione consigliare che si occupa tra l'altro appunto delle attività produttive e quindi anche di artigianato. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, allora, in una puntata precedente, sempre con lei, Agnola, abbiamo parlato di quanto la Regione ha fatto e sta facendo per le imprese del comparto industriale, quindi un settore, diciamo, differente. Qui parliamo delle imprese artigiane che sono considerate un po' l'ossatura dell'economia, del lavoro del Friuli Venezia Giulia, ma anche di tutto il Paese. Quindi una prima considerazione va fatta sui numeri per capire qual è il fenomeno e qual è l'andamento delle imprese artigiane. Sì, il settore delle imprese artigiane nella nostra regione è un settore intanto in grande trasformazione, perché ci sono alcune attività innovative che hanno preso il posto di altre. Mediamente nel contorno generale della crisi dal 2009 al 2015, che sono i dati che abbiamo consolidati, in questa regione sono diminuite le imprese artigiane complessivamente, così come sono diminuite anche le altre imprese, e in particolare nelle imprese artigiane la provincia di Udine ha registrato forse il calo più forte, probabilmente collegato ai dati delle imprese edili. Ecco, un calo che è segno anche delle difficoltà che le imprese piccole, delle volte anche monocellulari, stanno affrontando in questo periodo. Accanto agli interventi che la Regione, il Consiglio regionale sta mettendo in atto per il comparto industriale, quindi ci sono anche quelle dedicate più a questo tipo di imprese. Quali sono? Ma generalmente intanto bisogna distinguere fra quelli che sono gli interventi puntuali dedicati solo alle imprese artigiane, per il fondo perso essenzialmente, che sono delegati al CATA, che è un organismo su scala regionale e dentro il quale sono sviluppati una serie di interventi su mandato della giunta regionale. Poi ci sono gli interventi invece più complessivi che riguardano sia il mondo artigiano che le piccole imprese, piccole e medie imprese, e quindi rientrano in una gamma più ampia. Quello che è il dato adesso più importante che possiamo considerare è che tutte le domande presentate sulle diverse misure al CATA, circa 800, sono state nel 2016 interamente finanziate. Quindi tutte le imprese artigiane che si sono rivolte alla Regione per essere sostenute in una serie di misure sono state interamente soddisfatte. Questo è un dato molto importante perché avviene attraverso un finanziamento in finanziaria e poi in sede finale si mette in condizione, questo già è il terzo anno di fila che succede, che tutte le domande presentate in imprese artigiane per il fondo perso sono state accolte. Quali sono i bandi aperti attualmente? Attualmente il meccanismo dei contributi a fondo perso, che sono quelli gestiti attraverso il CATA, di cui si può avere notizie sia frequentando il sito della Regione nel settore economia e imprese, che credo passi anche ogni tanto in sovrapensione mentre parliamo, sia adesso andando direttamente sul sito del CATA. Noi abbiamo avuto nell'anno 2016 messo 4.400.000 euro che sono stati utilizzati pienamente per soddisfare, come ripeto, tutte le domande. Di questi per esempio il 30% è andato per le start-up artigiane, perché noi consideriamo che l'impresa artigiana ha intanto una dimensione molto variabile, perché l'impresa artigiana è tale fino a 15 dipendenti e quindi immaginiamo un'azienda di fatto anche media dal punto di vista tipica della dimensione, fino a tutte le imprese monocellulari, che sono quelle fatte da un solo soggetto e che sono quelle che ovviamente in tema di investimenti e di imprenditorialità sono più deboli. Noi abbiamo poi nell'ambito dell'anno 2016, per esempio, una cosa molto importante, il 32% di tutte queste 800 pratiche sono state dedicate alle microimprese, che sono quelle che hanno una dimensione minima e che sono state sostenute, e questa è stata una misura innovativa, per esempio nel sostenere la parte finanziaria, cioè gli oneri
legati agli interessi passivi su mutui e quant'altro, che incidono particolarmente sulla piccola impresa. Andiamo per gradi. Ha citato degli interventi fatti per iniziare un'attività, quindi i contributi alle start-up. Vengono attuati da quanto tempo e attualmente sono aperti oppure allora, la situazione siamo in una finestra temporale certo. di attesa? Ecco, noi diamo a questo estrema importanza, perché oggi una persona che magari attraverso le scuole professionali o anche attraverso esperienze in famiglia oppure per una sua vocazione a un'attività artigiana che vuole iniziare l'attività, se il 2017 sarà come il 2016, come noi confidiamo perché le risorse sono state appostate con quel significato, tutti questi soggetti avranno la possibilità di essere sostenuti, che vuol dire che se si tratta di giovani e di donne, il contributo sarà del 50% sulle spese iniziali, che vuol dire attrezzature, spese di avvio. Parliamo di finanziamento a fondo perduto? Contributo a fondo perduto, e riguarda le spese sostenute nei 6 mesi precedenti all'inizio dell'attività e nei 2 anni successivi, ed è stata una norma che è stata modificata proprio di recente, perché spesso ci si trovava nella condizione di non riuscire a intercettare tutta la possibilità di investimento, tenendo conto che uno che parte spesso vuole avere davanti a sé anche un tempo medio per decidere quali investimenti fare. Di che tipo di spese parliamo? Parliamo di attrezzature, di spese di avvio, anche di consulenze. Consulenze anche legali? Anche legali, notarili, se nel caso di costituzione di società, e quindi interveniamo in maniera puntuale. E questo è un dato molto importante, perché nella scelta, che è sempre una scelta difficile, di avviare un'attività di impresa con tutte le sue problematiche, c'è il sostegno della Regione, tangibile, tra l'altro anche rapido nella sua dimensione, diciamo così, economica e di intervento, tenendo conto che sempre anche attraverso il CATA è possibile avere anche delle consulenze e delle assistenze anche gratuite per avvicinarsi proprio al mondo dell'impresa, senza dimenticare ovviamente che ognuno avrà l'associazione di categoria o il suo commercialista al quale può rivolgersi per fare un passo che nella visione anche storica di questa regione noi consideriamo fondamentale. La nostra regione è diventata una regione moderna, economicamente sviluppata attraverso la piccola impresa artigianale. Si parla di posti di lavoro che vengono creati anche dagli stessi soggetti, quindi autoimprenditorialità che può essere anche una risposta. Certamente, noi poi dobbiamo ricordare che molte delle grandi industrie che oggi sono nella nostra regione, penso alla Schneider, alla Pittini, alla Fantoni, sono il risultato di attività artigianali di 40-50 anni fa. E noi sappiamo che se viene un'impresa da fuori, fa magari grandi investimenti, però domani, come è venuto, potrebbe andarsene. E noi invece dobbiamo coltivare, accompagnare i nostri artigiani per fare in modo che crescano, che creino altro lavoro, perché saranno gli ultimi ad abbandonare il nostro territorio, quelli che sono qui cresciuti nella nostra regione. Parlando di crescita è importante anche il fattore dell'innovazione, un fattore che nel campo dell'artigianato e delle piccole medie imprese ha comunque un grosso significato. Qui come si interviene? Allora, sono 2 gli elementi che costituiscono la qualità di un'impresa, soprattutto quella che fa produzione. Una è l'innovazione, cioè la capacità di essere aggiornata nelle tecnologie, nei nuovi strumenti, che consente di avere una competitività rispetto a paesi e luoghi dove per esempio la manodopera e l'energia costano di più. E l'altro è l'elemento della internazionalizzazione, cioè consentire alle nostre imprese di andare all'estero. Entrambe queste misure, anche ricordo che oltre a frequentare il nostro sito, questi bandi, l'apertura dei bandi per fare le domande avverrà nei prossimi mesi e resterà aperta fino al 30 settembre, quindi dobbiamo mantenere, perché c'è un'organizzazione anche nelle domande stesse che vengono segnalate, c'è un via libera della Giunta regionale che verrà comunicato e troviamo sempre sui nostri siti, e poi dura fino al 30 di settembre, anzi noi incoraggiamo i nostri utenti, ancorché si spera che tutte possano essere finanziate, a fare le cose il più presto possibile. Ebbene, l'accompagnare un'azienda artigiana, come peraltro altri settori, alle fiere nazionali, extraregionali e soprattutto all'estero è uno dei momenti forse di maggiore soddisfazione, perché il carattere è anche spesso un po' di noi friulani, dico friulani, ma possiamo dire tutta la regione, è quello di avere una certa timidezza che nasce anche dal fatto che l'impresa piccola
fa fatica a giocare le sue carte in un ambito più ampio. E qui richiamo un modello che è quello che si chiama reti d'impresa, che verrà presto rifinanziato, anche quello che riguarda tutto il settore delle imprese di questa regione, dove sarà possibile ragionare per mettere insieme, magari questo ne parleremo meglio magari in un'altra occasione, sul tema della collaborazione tra imprese per dare forza a un settore molto frazionato, perché quella è la condizione delle imprese artigiane. L'approdo ai mercati esteri per un'industria è sicuramente cosa più abbordabile, mentre lo stavo dicendo prima, per le imprese artigiane diventa comunque più difficile e come spiegava appunto la Regione si affianca alla piccola impresa per aiutarla a guardare ai mercati esteri. In che modo? Ecco, intanto quello a parte che abbiamo un sistema camerale che accompagna con consulenze, quindi fa riferimento sempre agli uffici della Camera di Commercio, soprattutto per i paesi più vicini, ma chi oggi decide di andare ad affrontare il mercato estero, per esempio partecipando a una fiera, la Regione interviene con contributi a fondo perso del 30%, che poi vengono aumentati del 10% nel caso di imprese giovanili o femminili, e costituisce poi l'elemento, magari cordata con altri, per fare un'esperienza, e chi riesce ad avvicinarsi a questa esperienza, magari proprio con il contributo della Regione, spesso ne ricava grandi stimoli e grandi prospettive, perché il mercato internazionale è sì più preparato per accogliere la grande impresa, ma spesso nella realtà artigiana ci sono quegli elementi di curiosità, di attenzione ai particolari che stanno facendo la fortuna di molte imprese di questa regione. La debacle del comparto artigiano riguarda un po' tutti, ma si concentra, ai noi, anche sulle imprese giovanili. In questo caso che cosa si fa? Noi non possiamo fare, diciamo così, altro che non di accompagnare. Intanto noi ricordiamoci sempre che abbiamo la piena competenza regionale sulla scuola professionale, che fino a qualche anno fa era considerata una scuola di serie B, quasi per persone che non avevano i mezzi. Oggi c'è il ritorno, perché chi si costruisce un buon mestiere spesso ha più possibilità di uno che prende una laurea. Quindi scuole professionali serie e una formazione adeguata. Chi esce da una scuola professionale attraverso poi un periodo anche abbastanza breve, parlo di quelle attività tipo termoidraulici, elettricisti, estetisti, per i quali per svolgere l'attività bisogna avere dei titoli, mentre ci sono altre attività che non hanno titoli, per cui basta anche un po' di buona volontà e accettare le responsabilità di avviare un'impresa, perché avviare un'impresa non vuol dire solo lavorare 15 ore invece che 8, vuol dire accettare anche una sfida culturale, amministrativa, e in questo senso la Regione sostiene anche questi passaggi. Bene, quindi abbiamo scoperto che c'è anche un forte ponte tra la formazione e il mondo dell'impresa. Con questo però noi abbiamo concluso. Io ringrazio il consigliere del Partito Democratico Ennio Agnola, ringrazio i telespettatori di aver seguito questa puntata. L'appuntamento è la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Buonasera.